Danni ingentissimi e fortunatamente nessun ferito nell'incendio che all'alba di questa mattina ha parzialmente distrutto Villa Donada alle Rose a Cortina d'Ampezzo. A dare l'allarme sono stati i componenti della famiglia che lì temporaneamente abitava, 3 adulti e 3 minori, tutti di Vicenza, che pare fossero a Cortina dallo scorso febbraio, già prima delle restrizioni imposte agli spostamenti dall'emergenza Covid-19. Le fiamme si sono levate altissime e hanno divorato il tetto, il sottotetto dell'abitazione, interessando anche 3 stanze del primo piano. L'incendio si è sviluppato forse a causa di un problema elettrico, un cortocircuito seguito da una fiammata che ha avuto facile presa sugli interni in legno della villa. L'allarme al 115 ha fatto convergere in zona Crignes, che si affaccia a perdita d'occhio sul centro di Cortina, le squadre dei vigili del fuoco arrivate oltre che dal posto anche da Pieve di Cadore, San Vito e Belluno, con personale permanente e volontario. Una pattuglia di 20 operatori e 7 automezzi per domare il rogo che ha avvolto completamente la parte alta della villa. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione, totalmente inagibile, sono terminate nella tarda mattinata. Villa Donada alle Rose è una residenza nota di proprietà del nobile veneziano Leonardo Donada alle Rose. La villa nel gennaio del 2019 ha ospitato l'attore John Malkovich, che con la troupe ha girato alcune scene della fortunata serie televisiva The New Pope, diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino.